Benvenuti, oggi è venerdì 11 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.29. La luna si leva alle 15.09 e cala a mezzanotte e 06. Oggi è il giorno di San Giovanni XXIII. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi 11 ottobre è la giornata internazionale delle giovani ragazze. Si tratta di una ricorrenza celebrata ogni anno per sostenere l'intero spettro dei diritti delle ragazze. Nel 1995, alla Conferenza mondiale sulle donne a Pechino, i paesi hanno adottato all'unanimità la dichiarazione La piattaforma d'azione di Pechino, il progetto più progressista di sempre per promuovere i diritti non solo delle donne ma anche delle bambine. La giornata internazionale delle bambine focalizza l'attenzione sulla necessità di affrontare le sfide che le ragazze incontrano nelle loro vite, promuovere l'emancipazione ed il rispetto dei loro diritti umani. Buon compleanno all'attore comico Fabio De Luigi, che oggi festeggia 57 anni. Assaggia la notorietà con Zelig, ma sfonda in TV con Mai dire Grande Fratello, proponendo personaggi come Olmo e Medioman. Tra le tante commedie al cinema citiamo Una donna per amica e Ti presento Sofia. Compie oggi 55 anni Yuri Chechi, il Signore degli Anelli, re della ginnastica italiana. Chiamato Yuri dai genitori in onore del cosmonauta russo Gagarin, ha raggiunto l'apice della carriera sportiva vincendo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, proprio nella specialità degli anelli. 5 i mondiali vinti. Infine auguri per i 76 anni di Ninetto Davoli, l'attore amato da Pierpaolo Pasolini, che lo scopre nel 1963 e gli affida il ruolo di coprotagonista nel film Uccellacci e Uccellini, accanto a Totò. Il loro è un lungo sodalizio professionale e umano, destinato a interrompersi solo per la morte del poeta e regista. Immagina non ci siano nazioni, niente per cui uccidere e morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace. È l'11 ottobre del 1971, nel pieno della guerra in Vietnam, quando John Lennon pubblica come singolo Imagine. Scalerà immediatamente tutte le classifiche e a decenni di distanza sarà votata all'unanimità come canzone del secolo. Sapete cos'è la fibra ottica? Si tratta di cavi velocissimi che inviano segnali sotto forma di lampi codificati di luce all'interno di fibre di vetro flessibili. La luce viaggia riflettendosi sulla superficie interna della fibra ed è cruciale l'angolo con cui il laser investe il vetro. Il multiplex permette di trasportare diversi segnali mediante laser di vari colori. Buongiorno ai 12, oggi Luna e Marte in opposizione diretta. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, Marte è il vostro pianeta guida e oggi si oppone fermamente alla Luna, che peraltro essendo in Capricorno è in quadratura ferma, per cui oggi è una giornata in cui sarete divisi tra il divario tra carriera e famiglia, un bel dilemma, ma riuscirete sicuramente a fare le scelte giuste. Toro, la posizione dei pianeti oggi peraltro molto tesa, per voi non è per niente condizionante in senso negativo, anzi vi può proporre due strade possibili, una a più lungo termine e l'altra a più breve scadenza. Quale sceglierete? Gemelli, la giornata di oggi vi chiede di fare attenzione semplicemente alle spese, proprio perché la Luna e Marte intervengono proprio su quelle. Per tutto il resto fidatevi semplicemente di ciò che vi dicono persone fidate. Oggi non è il caso di dare retta a persone che conoscete poco.
Cancro, una giornata oggi che vi riguarda molto da vicino, visto che la Luna, che è la vostra dea, il vostro astro, si oppone proprio a Marte nei vostri gradi ospite, il che significa che oggi sarà una giornata di conflitto, per cui cercate di essere più difensivi e meno aggressivi. Leone, giornata oggi che prevede un qualcosa di emotivamente un po' disturbante, un qualcosa del passato, la Luna porta ricordi e qualche piccola asperità in amore con il partner, anche Venere non è molto amica per adesso, per cui risolverete con la razionalità alcune incomprensioni sentimentali. Vergine, la Luna oggi è ancora di trigono e Marte non vi è affatto nemico, potete sfruttare comunque la situazione di movimento un po' caotico per affermare le vostre ragioni e proporre una soluzione assolutamente intelligente. Bilancia, giornata oggi che prevede la doppia quadratura da questa opposizione di Marte e di Luna, non è proprio la giornata ideale per dedicarsi a qualcosa né di troppo stancante né a qualcosa che vi lasci l'amaro in bocca a livello amoroso. Più che altro sistemare delle questioni un po' sospese col passato vi aiuterà a fare spazio nel vostro cuore. Scorpione, giornata oggi che prevede un trigono da Marte sull'opposizione con la Luna e un sestile dalla Luna, il che significa che Venere riesce ad addolcire la Luna e a rendere sempre caro il proprio Marte. Oggi avrete la posizione ideale per sfruttare questo momento per decidere se puntare su una persona o su un'altra. Sagittario, giornata molto complessa oggi nel cielo dello zodiaco, che vi dà un po' l'indicazione di tutta una serie di faccende che hanno a che fare con le motivazioni familiari. Probabilmente vi sentite di dover di nuovo lavorare a qualcosa di più garantista per la vostra famiglia, ma non temete, riceverete la comprensione e l'affetto di chi vi ama. Acquario, giornata molto interessante oggi, visto che proprio su un piano emotivo la Luna vi rende un po' caotici e Marte da lontano vi dice che dovete forse dare un po' di più nel vostro quotidiano, che dovreste di nuovo ordinare, un po' troppo caos, un po' troppa gente che chiede, dovete fare una cernita e dare priorità, anche effettivamente questo farà molto piacere al partner. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede un sestile dalla Luna e un trigono con Marte. Ebbene, il calore di questi due pianeti e il sostegno vi aiuteranno molto a essere carismatici, a fare chiarezza, ma soprattutto a vivere dei giorni un pochino più leggeri. La serata si annuncia brillante. Oggi ne vediamo decine al giorno, ma fino all'11 ottobre del 1960 la televisione italiana non aveva mai trasmesso un programma politico. Il primo fu Tribuna Elettorale con la conduzione del giornalista Gianni Granzotto. Accolse per oltre un decennio ospiti come Aldo Moro, Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. L'immediato successo convinse la RAI a lanciare nel 1961 un altro spazio simile con il nome di Tribuna Politica. Anche nei momenti in cui tutto sembra più complicato non bisogna mai demordere, arriverà per ognuno il suo momento di gloria. Every dog has his day. Letteralmente ogni cane ha il suo giorno. È l'espressione che si utilizza per incoraggiare qualcuno e dirgli di non demordere. A un certo punto arriverà la fortuna o il successo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Si trascina da una sala da gioco all'altra, in preda alla ludopatia. Il matto del giorno è il giocatore dell'omonimo romanzo di Fëdor Dostoevskij, scritto in soli 28 giorni di febbrile attività nell'ottobre del 1866. Per Alexei Ivanovic è indifferente vincere o perdere, tutto ciò che conta è il demone che lo incalza e che lo rende schiavo del tavolo verde. Ci salutiamo con la frase del giorno.
Pasolini era mio padre, mio fratello, mia madre. È un mondo che mi porto dentro, non riesco a condividerlo con nessuno. E come ogni giorno, viva l'arte, la poesia e la vita. E con questo ci salutiamo anche per oggi. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata. Buon venerdì dalla vostra Martina.